accompagnato all'ospedale di Venezia, è riuscito a fuggire ma è stato ripreso poco dopo dalla polizia penitenziaria nei pressi della stazione ferroviaria. Università, inclusione e futuro, Ca' Foscari inaugura l'anno accademico con la protesta studentesca sedata a distanza dal presidente della regione Alberto Stefani. Nel centrodestra la trattativa per stabilire il candidato sindaco alle prossime elezioni di Venezia è ancora aperta. Secondo l'assessore Zaccariotto il nome potrebbe arrivare a fine mese. La politica non è un terreno per personalismi, così Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, critica la nascita del partito di Vannacci ed anima il dibattito in vista delle elezioni amministrative in città. Beatrice Venezi a Trieste per dirigere uno spettacolo al Teatro Verdi ha presentato il suo ultimo libro, ha accennato anche alle polemiche del teatro La Fenice, qui ha detto piena sintonia con l'orchestra. Artigianato alle Olimpiadi, presentato oggi a Palazzo Grandi Stazioni il docufilm Il suono degli artigiani, un progetto innovativo e originale. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura: un detenuto che stavano per accompagnare le guardie penitenziarie all'ospedale per una visita è riuscito a fuggire ma è stato ripreso poco dopo dalla polizia penitenziaria nei pressi della stazione. Ha provato a fuggire dal pronto soccorso dell'ospedale di Venezia, ma un detenuto recluso nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore è stato preso vicino alla stazione ferroviaria di Santa Lucia dagli agenti della polizia penitenziaria. L'ha reso noto il segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria per il Triveneto, Giovanni Vona. Il detenuto, considerato di difficile gestione, già destinatario di un provvedimento di trasferimento in altra sede, durante la permanenza al pronto soccorso ha spintonato uno dei due agenti di scorta facendolo cadere a terra, per poi fuggire approfittando del fatto che l'altro agente era impegnato a parlare col medico. Appena scattato l'allarme, ha evidenziato Vona, il reparto di Santa Maria Maggiore ha reagito con straordinaria prontezza. Colleghi disponibili e anche liberi dal servizio si sono immediatamente attivati nelle ricerche, riuscendo a individuare e bloccare il fuggitivo in pochissimo tempo nei pressi della stazione. Vona spiega che in ospedale, per la cronica carenza di personale, il detenuto era piantonato solo da due agenti, una situazione che espone quotidianamente il personale a rischi gravissimi. Restiamo a Venezia, questa mattina inaugurato il nuovo anno accademico dell'Università Ca' Foscari. Le prese in giro vengono fatte agli studenti che andrebbero tutelati di più, a quelli che sono in una posizione più fragile. La protesta degli studenti del sindacato UDU di Ca' Foscari fuori dal Teatro Goldoni a Venezia, mentre dentro è in corso l'inaugurazione del 158° anno accademico. Le oltre 1900 borse di studio, ancora non finanziate negli ultimi 3 anni, agli studenti meritevoli aventi diritto, la ragione del presidio pacifico studentesco. Siamo qui appunto per chiedere alla Regione di coprire totalmente le borse di studio a Venezia e in Veneto e ovviamente all'università anche quest'anno di farsi carico di questo peso. E come facciamo a vivere e a continuare a vivere in Veneto se non possiamo in questo momento pagarci gli studi? Il futuro si prepara con merito, inclusione e responsabilità, echeggia dal palco il presidente del Veneto, Alberto Stefani, annunciando la volontà di liquidare le citate borse di studio rimaste finora vacanti dei promessi fondi. Abbiamo messo a disposizione più di 10 milioni di euro che ovviamente nel corso del tempo sono stati in parte utilizzati, in parte saranno utilizzati prossimamente e ovviamente sono destinati agli idonei che non hanno ancora beneficiato della borsa di studio. Ovviamente questo è un lavoro che stiamo svolgendo insieme all'assessorato competente, quindi l'assessore Valeria Mantovana. Nell'ultimo anno di mandato la rettrice Tiziana Lippiello indica anche la missione dell'Ateneo: formare laureati e laureate capaci di leggere e anticipare il cambiamento, migliorando la vita di studio e di lavoro e rafforzando la collaborazione con imprese e istituzioni. La prossima sfida è lavorare di più con il tessuto imprenditoriale locale e creare un dialogo più costante. In uno scenario segnato da instabilità, l'università, sottolinea la rettrice, deve restare presidio di democrazia guidata da coesione, condivisione e coerenza. E voglio ringraziare tantissimo l'Ente per il diritto allo studio, perché in questi anni abbiamo lavorato
fianco a fianco, in perfetta sintonia, e per le residenze studentesche, che è stata una componente importantissima del mio mandato. La politica ora nel centrodestra, la trattativa per il prossimo candidato sindaco è ancora aperta. Secondo l'assessore Zaccariotto il nome potrebbe arrivare a fine mese. Si sta dialogando per trovare un candidato che possa unire, no, tutte le forze. Io credo che verso la fine del mese di febbraio potremmo avere il nome definitivo. L'ufficializzazione del candidato sindaco a Venezia del centrodestra dovrebbe arrivare a fine mese. Ospite a Focus Francesca Zaccariotto, assessore di Fratelli d'Italia nella giunta uscente di Luigi Brugnaro, ha parlato di un dibattito ancora aperto nella coalizione anche a livello nazionale, con ancora diversi nomi in ballo. Ogni partito sta facendo delle proposte, sul tavolo delle proposte continua ad esserci il nome di Zaia, continua ad esserci il nome di Venturini, come continuano anche ad esserci dei nomi di Fratelli d'Italia. Riccardo Szumski, leader di Resistere Veneto, anche lui presente alla trasmissione, ha colto l'occasione per annunciare una candidatura a Venezia anche del suo movimento. Sono degli incontri con persone che sono già presenti anche diciamo in sede di attività politica veneziana, e vediamo quello che nascerà. A questo punto noi abbiamo la disponibilità a verificare un progetto serio. Non è ancora certo, ma in città si potrebbe votare il 23 e il 24 maggio con possibile ballottaggio il 7 giugno. Tra Szumski e Zaccariotto il clima però appare già acceso quando si parla di Venezia. Diciamo che qualche problemino giudiziario lo avete allora come maggioranza, qualche problemino giudiziario anche mi su pare. Questo non è assolutamente corretto, sa di dire una bugia. No, la bugia non è, se uno patteggia, cosa diavolo è? Un assessore patteggia? Va bene, ma allora non deve parlare di maggioranza. Guardi che io da sindaco, se un mio assessore faceva questo, mi dimettevo immediatamente. Io sono stata abituata a rispondere in prima persona, quindi chiedo anche che chieda scusa rispetto a quello che ha detto. È un dato di e se non lo fa si deve vergognare, a maggior ragione no, che guardi, un si vergogni pure lei. No, io non mi vergogno. Ed intanto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro critica la nascita del partito di Vannacci. La vera questione politica che si pone, che dovreste porre al cittadino, è tra un partito che dice no e un partito che dice sì. Cioè il partito vuol dire un'area di persone, poi ognuno la declina con le sue capacità, ognuno poi ha i suoi valori di riferimento, eccetera. Ma nella realtà in questa città c'è bisogno di continuare a dire sì, perché quelli che dicono no urlano fortissimo. Così Luigi Brugnaro a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari, interpellato sull'animato dibattito in vista delle elezioni amministrative a Venezia. Ho visto anche il candidato, come si chiama, quello del centro-sinistra, che ha detto che bisogna fermare lo scavo di Vittorio Emanuele. La prima roba che fermiamo, cioè la prima cosa è un no, tanto per cui, e questo è il primo che dice, cioè ma a parte i no, cioè secondo me non faranno niente, se blocca tutto da nuovo, assumeranno una montagna di gente, si scassano i bilanci, 6 mesi, un anno, se torniamo come prima. Conferma al contempo quanto detto dalla Zaccariotto, e cioè che a breve, nelle sedi opportune, verrà ufficializzato il nome del candidato del centrodestra. C'è una bella discussione che però non facciamo sui giornali. Infine, la sua perplessità sulla nascita di Futuro Nazionale di Vannacci, scelta disdicevole, sembra il capriccio di un principino, conclude. Io ho fatto proprio un partito per non cascare in qualche tranello del genere, cioè iscrivermi a un partito per comodità e poi magari trovare che non mi va bene, cioè questo mi sembra una cosa veramente disdicevole. Magari tu porti le idee che per me sono estreme, sono esagerate, però hanno un senso di vero. Il problema è che se poi ognuno vuole fare il principino a casa sua non riesce a portare a casa niente. Moschea in via Giustizia a Mestre, la Lega ha presentato un'interrogazione perché si verifichi l'iter normativo, edilizio e finanziario del progetto. Il no della Lega alla nuova moschea di via Giustizia a Mestre. L'amministrazione comunale di Venezia starebbe lavorando con la comunità islamica per la costruzione nella nostra città di una nuova grande moschea. Per questo il consigliere comunale Bazzaro, insieme agli altri componenti del gruppo, ha depositato l'interrogazione verifica dell'iter normativo, edilizio e finanziario per il rilascio dei titoli finalizzati alla realizzazione della moschea, indirizzata all'assessore all'urbanistica De Martin. Il progetto, che andrebbe realizzato nell'area dell'ex Segheria Rosso in via Giustizia a Mestre, abbandonata e oggetto di interventi di bonifica a causa degli sbandati che si rifugiano all'interno, procede spedito, ma la Lega non ci sta.
In questi anni la Lega si è battuta contro tutte quelle moschee illegali che hanno abusivamente occupato il nostro territorio, ma soprattutto contro quei luoghi di preghiera che continuano, in barba alle sentenze del Consiglio di Stato, a essere usati dalla comunità islamica. Non basta chiedere diritti, è necessario anche rispettare le nostre leggi, la nostra Costituzione e le sentenze del nostro Paese. Fintanto che questo non verrà fatto, come Lega non concederemo un singolo centimetro alla comunità islamica per nuove aperture di centri di culto. Di diversa opinione i radicali di Venezia che attaccano la Lega. I consiglieri della Lega alimentano la confusione per quanto riguarda i compiti amministrativi del Comune di Venezia. Il compito di verificare l'origine dei finanziamenti per la moschea in Via della Giustizia è infatti della Prefettura, del Ministero dell'Interno, eventualmente delle Forze dell'Ordine, in particolare della Guardia di Finanza e dell'antiriciclaggio, non dell'assessore all'urbanistica del Comune di Venezia. Vorrei dire a quanti temono la radicalizzazione che questa avviene non nei luoghi alla luce del sole, aperti, pubblici, che devono rispettare le norme, le leggi, i regolamenti. La radicalizzazione avviene nei luoghi invisibili, distanti, abusivi. Non è questo il caso della futura moschea in Via della Giustizia. Cambia il quadro geopolitico mondiale. A Bruxelles l'edizione 2026 di Connect Actual Meeting ha messo a confronto i principali attori del sistema produttivo italiano con i decisori politici. La tutela dei diritti umani e la promozione della democrazia. A Bruxelles, tra i numerosi tavoli dell'annual meeting di Connect, che ha visto il confronto tra il sistema paese e i decisori europei, si è discusso anche di questi due pilastri dei valori fondanti l'Unione Europea. Una cinquantina tra aziende, associazioni, organizzazioni del terzo settore si sono confrontate su 13 aspetti, dall'agroalimentare agli investimenti per la difesa, dai diritti umani alla competitività tecnologica, che riassumono le priorità dell'agenda europea. Tra i relatori del tavolo su democrazia e diritti umani anche Andrea Ferrazzi, che ha posto l'accento sulla crisi dei valori che stanno alla base delle libertà democratiche. Oggi più che mai questi valori messi in crisi richiamano una grande responsabilità all'Unione Europea e l'Europa tutta. Un'Europa che deve partire da un suo ripensamento culturale, capace di immaginare quello che è stata la sua grande ricchezza. La sua grande ricchezza è stata innanzitutto culturale, sui diritti umani, sul concetto di persona. Temi che alla luce del mutato contesto geopolitico fuori ma anche dentro i confini dell'Unione hanno riacceso il dibattito anche sui 17 obiettivi delle Nazioni Unite. Certamente il disimpegno degli Stati Uniti in questa direzione è un problema serio e va compensata con un'accelerazione fortissima da parte dell'Unione Europea, perché l'alternativa a un mondo di giustizia, di pace e di equilibrio multilaterale guidato dal raggiungimento dei 17 obiettivi è un mondo di predatori. È un mondo in cui qualcuno pensa di sviluppare delle egemonie politiche, militari e politiche ed economiche, e è un mondo che crea disequilibri, è un mondo che perde il valore, nulla un valore, tutto un prezzo. È un mondo un po' pericoloso, dovremmo evitarlo. Beatrice Venezi da Trieste torna sulla vicenda che da mesi la contrappone all'orchestra del Teatro La Fenice. Alla fine di un incontro nel foyer del Rossetti, gradevolissimo e assai partecipato, Beatrice Venezi ha risposto alle domande della stampa a patto che riguardassero l'oggetto dell'appuntamento, ovvero il suo libro Le sorelle di Mozart. Però l'argomento stesso del volume, un excursus sulle figure femminili nella musica dal Medioevo ai giorni nostri, porta con sé in generale più di un riferimento alla vicenda che contrappone il direttore d'orchestra e il Teatro La Fenice, in merito alla sua contestata nomina a direttore musicale. Perciò sulla questione, benché attentissima a non sbottonarsi troppo, Venezi in qualche modo risponde. Fra le righe, ma risponde. Partiamo dal libro, che contiene anche un messaggio. Generalmente quando si parla di talento femminile lo si racconta come un'eccezione che però conferma la regola. E io invece credo che oggi come oggi, soprattutto per le giovani generazioni, per le bambine e le ragazze di oggi, ci sia la necessità di creare una nuova consapevolezza rispetto al valore che le donne hanno dimostrato
dimostrato, al talento che hanno dimostrato nel corso della storia. Un primo passaggio alla storia personale della Venezia è facile e Venezia non si sottrae, del resto su ciò si era espressa anche durante l'incontro moderato dal professor Paolo Quazzolo. Non ho mai nascosto le difficoltà che ho affrontato e che sempre affronto nella mia carriera, nel mio percorso in questo ambito così particolare e anche forse particolarmente chiuso, conservatore sicuramente. In questi giorni Beatrice Venezia dirige al Verdi di Trieste Ascesa e caduta della città di Mahagoni di Brecht e Weil. E qui, rispondendo alla domanda, Venezia spiega come si arriva al riscontro più che positivo che lo spettacolo sta ottenendo, in virtù, voci di corridoio lo confermano, proprio del lavoro del comparto musicale più che di una regia a corrente alternata. Ed è in questo caso che si legge anche un riferimento all'atteggiamento della compagine veneziana nei suoi confronti. Ho trovato un grande affetto da parte del pubblico triestino e devo dire la verità anche da parte di tutte le maestranze del teatro, per cui questo ha confermato la bontà del lavoro, ha confermato la volontà di far parte di una squadra che portava a casa questo risultato, devo dire insomma senza mezzi termini, appunto importante, il fatto che ci sia stata tutta questa accoglienza tanto da parte del pubblico quanto questo fermento e anche volontà di fare bene, di dare il massimo da parte di tutte le maestranze del Verdi, devo dire, e degli artisti anche, devo dire che mi ha dato una grande soddisfazione. L'artigianato alle Olimpiadi, presentato al Palazzo Grandi Stazioni il docufilm Il suono degli artigiani. L'impatto delle Olimpiadi sul mondo dell'economia del lavoro è molto importante. 14.000 sono i posti di lavoro generati e circa 20.000 le imprese coinvolte in questo grande evento. Secondo l'elaborazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto sui dati dell'Università Ca' Foscari, le Olimpiadi genereranno per il Veneto oltre 1 miliardo di euro di investimenti, 1 miliardo 461 della produzione, 839 milioni di euro di PIL e nuovi posti di lavoro. In Veneto infatti operano 581 imprese artigiane della filiera dello sport system con 1.428 addetti e una dimensione media di 2,5 addetti per impresa. Una filiera che spazia dalla produzione di biciclette, abbigliamento sportivo, nautica fino ai servizi, alla riparazione e alle attività sportive. Il Veneto è artigiano, il Veneto è l'artigiano e credo anche che le Dolomiti e in particolar modo Cortina d'Ampezzo 70 anni dopo rappresentano proprio questa artigianalità, perché non si parla di una metropoli, si parla di una perla, si parla di una piccola area che però sa attrarre e sa ricevere un'importante iniziativa come le Olimpiadi 70 anni dopo e quindi essere, diciamo, al centro del mondo un'ulteriore volta. In questo scenario si inserisce il suono degli artigiani, il progetto culturale che Confartigianato Imprese Veneto porta a Cortina durante le Olimpiadi invernali il 15 febbraio e il 7 marzo a Casaveneto. Un viaggio immaginario attraverso dei video particolari, perché sono video dove c'è solo il suono delle botteghe, del lavoro delle mani, delle macchine. Il percorso di Confartigianato prosegue anche durante le Paralimpiadi invernali in programma il 13 marzo a Verona. Avremo Andrea Lanfri, che è un paralimpico, un ex atleta olimpico, in cui è andato sotto i 12 secondi nei 100 metri piani e non ha entrambe le gambe, gli mancano 7 dita delle mani, ma insieme al suo mental coach Luca Montanari sono andati sull'Everest. Avremo anche Anna Polinari, una normodotata e correva i 400 metri, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi. È tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento su Antenna 3.